Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretto sulla pagina Facebook, ospite il comandante Piero Gavazzo, che avete già visto, che abbiamo spiegato, forse mi sono dimenticato qualcosa di chiederle, poi se qualcosa mi sono dimenticato mi aiuti lei, perché c'è il tempo per poterlo fare, perché dobbiamo parlare di una persona che è qui, che ci sta facendo impazzire, che vuole parlare del volo a vela, è vero, del volo a vela, che poi mi fa sempre un po' paura vedere sul volo a vela, su questo trabicolo lì sopra che vola senza motore, senza niente, e questo. Ed è una bella cosa, sto scherzando ovviamente. No, è una bellissima cosa, guarda, in conclusione prima della fase stavo dicendo cosa delle mie esperienze pregresse mi fosse venuto incontro. No, è stato costretto, lì è stato costretto Piero Gavazzo, io sono testimone che è stato costretto. Non sono costretto assolutamente. Mi è caduta anche l'ultima mia fase di comando di gruppo, come dicevo, dovevo trovare delle alternative mie che mi permettessero di continuare a volare. Ho incontrato una persona splendida, Manuele Molinari, che era presidente dell'Aeroclub Prealpi Veneto, dove mi sono affacciato al mondo del volo a vela, che in aeronautica non avevo mai... Quindi lei è stato istruito da Molinari nel volo a vela? Diciamo che sono stato gestito bene all'interno dell'Aeroclub. Lo sai che spiegazioni le avrà dato per... Un campione italiano di volo a vela, e la sua esperienza in quell'ambito è veramente straordinaria, per cui ascoltarlo per me è un qualcosa di affascinante. Poi vabbè, ci sono tanti altri aspetti in quel veicolo lì lei pilotava oppure faceva il secondo? No, io ero allievo anche lì, ho fatto allievo un'altra volta, per poi ritrovarmi a volare ovviamente da solo, oppure con i miei figli, con gli amici eccetera, e in quel contesto, un altro contesto dove non si può scappare a nulla, perché... È l'emozione, le faccio un paragone, il volo a vela è paragonabile alla barca a vela dove non c'è il rumore del motore, tu sei lì in mare da solo, hai il mare e questa barca che va, ecco il deltaplano, mi scusi, ogni volta sbaglio, e Molinari si arrabbia sempre quando lo dico, e l'aliante quando sei sopra lì dà la stessa sensazione? Beh, diciamo che... Ho cercato di paragonare due cose. Certo, tantissime persone fanno questa analogia, che in realtà c'è, non peraltro perché non hai alcun ausilio, cioè tu stai volando e navigando con la forza del vento oppure delle correnti ascensionali, e questo è già bellissimo di per sé. Poi sì, c'è il fruscio in aliante che è molto simile al fruscio del vento sulla vela, ce ne sono tante di similitudini. Sta di fatto che comunque l'aliante ti costringe a fare un qualcosa che mai avevi fatto prima in aeronautica, perché gestire un aeroplano che non ha il motore, per cui appunto. Sì, esatto, in barca a vela hai velocità comunque diverse, e dovendo sfruttare un aeroplano che non ha il motore devi comunque riuscire a capire la natura come funziona, per cui rientri in un discorso di meteorologia, di dinamiche sui costoni delle montagne, di dinamiche all'interno delle correnti ascensionali che devi conoscere, devi sapere, che mi sono servite tantissimo anche poi volando sul Canadair, per cui se io affronto, dopo aver fatto uno scoop, una montagna, io so da che parte andare in base a dove viene il vento e dove c'è il sole. Certo. Ecco, se non avessi fatto il volo a vela, non l'avrei imparato. Per questo ho detto prima, questi strumenti non funzionano da dove il volo a vela ti insegna anche questo. In effetti mi hanno detto più di qualche volta, vieni a fare un giro, ho detto proprio guardi, su quel trabicolo lì già proprio lo mondo. Sì, no, faccio bene perché sono sicuro che almeno atterro così, no? Poi al di là di questo però è affascinante, anche so l'amore che voi, Molinari in questo caso, ci mette proprio su questa attività, che poi è anche un'attività sportiva, e quindi oltre che dall'alto vedere il mondo è tutta un'altra cosa che vederlo dal basso, insomma un gioco di parole. Senta, comandante, lei nella sua vita ha mai avuto paura? Beh, assolutamente sì. Sì. La cosa che a me ha sempre fatto più paura fin da quando ero bambino era il mare di notte, perché la paura è quando non conosci qualcosa, per cui io non potevo sapere, navigando di notte con mio padre fin da quando ero veramente piccolo, cosa ci stava sotto. E su in alto hai mai avuto paura? E in alto diciamo che sì, ci sono stati momenti in cui ho avuto paura, ma ho avuto come una paura postuma, perché
è successo un qualcosa che non mi sarei aspettato perché non era previsto, ho avuto immediatamente la scarica di adrenalina e a quel punto lì dopo sì, la paura pensando a quello dall'alto, Gavazzo, le stelle si vedono più vicine oppure sempre distanti? No, le stelle sono sempre distanti ma si vedono molto meglio dall'alto. Io ho fatto una missione col 104 apposta, finito il mio addestramento qui sopra i nostri cieli, fra l'altro perché ero decollato da Istrana con 4 F104, c'era la cometa Hale-Bopp che stava passando e siamo riusciti ad andare oltre i 12.000 metri di quota e lo spazio si è acceso, si è illuminato, la cometa con le 2 code. All'inizio ho chiesto se hai avuto paura, le è mai capitato un episodio dove lei ha detto qui non riesco a venirne fuori, ci rimetto le penne? No, questo no, anche perché, ripeto, non fai tempo neanche a pensarlo nel momento in cui tu, per esempio, cosa che mi è successa, hai sfiorato un altro aeroplano, cioè ci sei passato a pochi centimetri, non hai fatto tempo a pensare, no, dopo chiaramente... Ha qualche rammarico? No, assolutamente. Anzi, ha fatto tutto quello che voleva? No. Le sarebbe piaciuto andare sulla Luna lei? No, e qui è un motivo sempre di goliardia fra me e Luca. Io dico, io preferisco stare a casa con i miei figli, i miei amici, a bermi il mio prosecco e a continuare ad ammirare la terra dalle quote che mi permettono di apprezzarla al massimo. Quindi non ha nessun rammarico, ha fatto tutto quello che voleva fare? Sì, assolutamente. Lì per aria, insomma. Per aria proprio tutto. Proprio sì. Proprio tutto. Sente i figli, hai insegnato anche loro a volare? Beh, allora, io ho 3 figli, Emma 16 anni, Nicolò di 24 e Jacopo di 27, i primi 2 sono venuti come inaliante, Emma era ancora troppo piccolina, adesso vediamo di portarla. Sono rimasti entusiasti, però io ho sempre cercato di fargli fare esattamente quello che loro volevano fare, non ho mai cercato di indirizzarli verso il mondo del volo. Le ha spiegato che però il mondo da sopra è diverso da quello sotto? Beh, se ne sono resi conto anche loro, penso... È più buono il mondo sopra che sotto? Ma è un mondo probabilmente un po' distaccato da quelli che sono i malanni dell'uomo, quello sicuramente sì. Quindi è più buono in teoria, giusto? Beh, più buono o cattivo adesso non so, è un mondo diverso, quello un mondo sicuramente. Particolarmente diverso. Sì. E da grande cosa farà adesso? Beh, allora, sicuramente per i prossimi anni vorrò continuare a spegnere incendi, perché questo è un lavoro che ho voluto in maniera fortissima, non vi ho spiegato quanto ho dovuto prodigarmi per fare questo mestiere, sono stato il primo comandante di gruppo di un reparto caccia che è entrato a far parte del mondo dei Canadair, per cui per me lì è stata una cosa straordinaria e l'anno seguente mi hanno seguito tantissimi amici, alcuni amici insomma, che comunque non hanno vissuto una realtà così tranquilla come si può pensare. E quindi ha raggiunto la pace di sensi? No, non è la pace di sensi, anzi, perché ogni volta che si va in volo con il Canadair tu non sai mai cosa affronti, esattamente come succedeva quando decollavo in scramble col 104, partivo, andavo per aria, non sapevo assolutamente nulla, qui sai che vai su un incendio ma non sai niente dell'incendio, per cui e questa è la parte veramente insomma, entusiasmante, tu non sai mai, per cui qui parlavi di paura, no paura, non c'è paura, tanto sai che col tuo addestramento quel tipo di fenomeno tu lo puoi gestire, come? Non lo sai, cerchi sempre di fare il meglio, ecco io per aria nei confronti di un incendio sicuramente cerco sempre di dare il meglio. Io e il pilota che sta con me cerchiamo sempre di dare con me. Un giorno riuscirà su, visto che manca poco a Natale, andare su, prendere i regali e portare un po' i bambini bisognosi? Questo sarebbe bellissimo e fra l'altro io con l'Africa ho un rapporto particolare, la frequento da tanti anni ed è straordinaria. Però di bisognosi, anche se ci guardiamo attorno a noi nel nostro quartiere, ne troviamo tantissimi. Per cui... E questo è così. Gavazzo, è stato davvero bello averla avuto ospite, comandante, davvero abbiamo capito, abbiamo cercato di capire lì in alto come funziona il mondo rispetto a noi qui sulla terra, quindi è stata davvero una cosa molto gradita averlo avuto mio ospite, davvero grazie. È stato un piacere mio enorme, veramente, è stato complimenti. È stato nostro. Complimenti. Grazie per buon Natale, buone feste, dunque, mi raccomando, le passa per terra il Natale, giusto? Il Natale sì, le passa per terra, Capodanno, e poi Capodanno va a festeggiare con i botti dall'alto, insomma così. Esatto. Fare. Grazie. Che creano incendi. Che creano anche quegli incendi, è vero. Grazie al comandante Piero Gavazzo, invece io do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Grande.